tu sei santo, sei potente, tu sei degno, degno di lode, ti seguo, ti ascolterò, e per sempre mi amerò. Io canterò, io loderò, il grande re, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti a me. Io canterò e io loderò, il grande re, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti a te. Ti faccio ogni vita. Vieni. Questo è il tempo per vieni al tuo cuore consegna, vieni così come stai per adorare, vieni così come stai davanti a noi, vieni, cantiamo ogni lingua confesserà al Signore, le ginocchia si piegherà a colui che in Dio crederà, il tesoro più grande avrà. Mettiamo ogni lingua confesserà al Signore, le ginocchia si piegherà a colui che in Dio crederà, il tesoro più grande avrà. In ogni tempo ti loderò. Siamo in ogni tempo. In ogni tempo ti adorerò. Cantiamo in ogni tempo. In ogni tempo ti loderò. In ogni tempo ti adorerò. Io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Io ti loderò solo la chiesa. Io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Amen. Chi è contento di essere qui stasera? Abbiamo un Dio vivente, abbiamo un Dio potente, abbiamo un Dio che è la nostra luce, la nostra salvezza, e che possiamo capire che il nostro Dio è potente, che il nostro Dio può guarire, che il nostro Dio è con noi soltanto se abbiamo avuto magari una settimana difficile, se ci sono stati dei momenti in cui abbiamo pensato dov'è il nostro Dio? Vi voglio dire che anche se avete pensato così, Dio è con voi, anche se non avete magari sentito una voce proprio forte, Lui è con te. Lui si manifesta in
ogni momento si manifesta in ogni cosa, in ogni parola magari di una persona che non conosce o di una persona che è prossima. Non importa, ma Lui è con noi. Lui può cambiare la nostra vita, Lui può cambiare quello che siamo. Basta credere, basta avere la fede che Lui farà. Amen. Possiamo cantare Lui.
Niente possiamo temere se siamo nelle tue mani. Amen? Chi crede in questa cosa? Amen? Posso sentire un amen? Grande. Sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te. Adoro te, tu sei qui. Tu sei qui, ti muovi fra di noi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi. Adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Cantiamo, tu sei qui. Sei qui, toccando ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, curando ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, Cantiamo tu non ancora. ti fermi. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, che
se non ti vedo operare stai, anche se non ti sento operare stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operare stai, anche se non ti sento operare stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi, sei miracoloso, sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore. Signore, ti ringraziamo perché anche se non ti vediamo sappiamo che operando stai, Signore. Anche quando non ti sentiamo sappiamo che te stai operando, Signore. Per questo grazie, Signore, perché sappiamo che sei onnipotente, che sei meraviglioso, che sei grandioso, che sei il nostro Dio, anche se non ti vediamo, Padre, anche se quando cantiamo non sentiamo niente, Padre, sappiamo che anche lì sei Dio, Padre. Anche quando siamo in mezzo alle difficoltà, Padre, anche quando siamo tristi, Padre, anche quando non abbiamo voglia di fare niente, Padre, sappiamo che lì ci sei, Padre, sappiamo che lì operando stai, Signore. Per questo che è così tanto potente questo che abbiamo cantato. Ogni tanto non ci rendiamo conto quanto è potente o quanto è forte queste cose che abbiamo cantato. Possiamo cantare di nuovo? Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai. Tu non ti fermi mai. Ti vedo operando stai, ti sento operando stai. Tu non ti fermi. Cantiamo tutti quanti. Che se non ti vedo operando stai, che se non ti sento operando stai. Fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti ancora una volta, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, cantiamo, non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Grazie, Signore. Ti chiediamo, Padre, da continua, Signore, qua con noi. Manifestasi, Signore, con la tua parola, con il tuo Spirito Santo. Chiediamo la tua presenza, Signore, chiediamo il tuo Santo Spirito, Padre. E vogliamo soltanto più di te, Signore. Per questo che ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedere. Amen. Amen. Prova, prova.
Amen, amen. Un Dio che anche se non lo vediamo sta comunque operando. È una dichiarazione di fede molto forte. E proprio stasera parleremo più nel dettaglio di quella che è la fede, grazie ai nostri studi sempre associati alla lettera di Giacomo. Prima però di iniziare vorrei invitare qua davanti un piccolo ospite che abbiamo, Pastor Sandro, da non confondersi con l'altro Pastor Sandro di nostra conoscenza, Pastor Alessandro Spano, attuale presidente dell'UCEBI, dell'Unione delle Chiese Battiste qua in Italia. È venuto a farci visita qua nel Triveneto. Abbiamo anche la compagnia del Pastor Nicola da Rovigo, un po' più timido rimarrà lì, e quindi passerò adesso la parola a Pastor Sandro 2 affinché ci possa offrire un saluto. Allora, intanto è vero che sono più piccolo, perché se mi stai a fianco è vero, si vede chiaramente che sono più piccolo. Allora, io sono molto contento di essere qui questa sera in mezzo a voi e spero di mantenere la promessa che ci siamo scambiati col Pastore Caio, cioè che almeno una volta l'anno io sia qui in mezzo a voi. Per me è un privilegio, abbiamo condiviso insieme al Pastore Nicola questa giornata, insieme al Pastore Caio abbiamo condiviso veramente tante cose e molte altre le condivideremo insieme. Permettetemi di prendervi 3 minuti per condividere con voi una lettura biblica e fare una meditazione, ma dopo 3 minuti mi fermi, mi cacci. Dal libro di Giosuè al capitolo 1 leggo i versetti 6 e 7. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. E allora, carissime e carissimi, la paura è il più grande ostacolo sul nostro cammino con Gesù. La paura è il nostro più grande ostacolo sul cammino che facciamo insieme. Quando abbiamo paura, noi non solo inciampiamo, ma facciamo errori gravissimi. E allora possa la parola del Signore, con il sostegno dello Spirito, ripetervi questa sera: sii forte e coraggioso, perché la paura è un ostacolo. Io prego per voi affinché voi siate forti e coraggiosi. Ci sono molte ragioni per avere paura, ma come cristiane e come cristiani noi riteniamo che la paura sia un ostacolo. Certamente il nostro compito in questi tempi difficili è stare dalla parte giusta. Stare dalla parte giusta per svolgere il nostro compito, e il nostro compito ce lo mostra il Signore Gesù, e ce lo mostra innanzitutto quando ci dichiara felici. Felici coloro che costruiscono la pace, perché sono chiamati figli di Dio. Oggi coloro che operano per la pace sono chiamati illusi, ma il Signore Gesù ci dice e vi dice: felici voi che costruite la pace, perché siete chiamati figli di Dio. E allora che il Signore con la sua parola vi illumini, con il suo spirito vi dia forza, affinché continuiate ad essere felici, perché insieme costruiamo la pace. È il compito più grande che la parola di Dio affida alla vostra generazione, oltre che alla mia. Che il Signore vi benedica grandemente. Amen. Grazie Pastore per questa bellissima parola che ci ha portato, molto interessante, perché paura è quello che ho un po' sentito quando ho scoperto su che cosa dovevo predicare stasera, perché continuando sempre con il nostro ciclo di studi associato a Giacomo, capitolo 2, studieremo la seconda metà di questo capitolo. E dico che è un po' di paura, o meglio timore, perché è un testo molto importante, è un po' il testo chiave in quella che è la differenza fra noi, protestanti, battisti, e ad esempio i cattolici. È fondamentale capire questo testo a fondo per capire uno dei principi più importanti della nostra vita cristiana, che è uno dei 5 sola. Se ben vi ricordate, abbiamo il sola scrittura, il sola fide, il sola grazia,
solus Christus, soli Deo Gloria, e oggi in particolare parleremo del sola fide, solo attraverso la fede. In Giacomo, capitolo 2, leggeremo dal versetto 14 al versetto 26, sempre con questo tema ricorrente di fede. Perciò se volete aprire nelle vostre Bibbie, Giacomo, capitolo 2, dal versetto 14, in cui sta scritto: a che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Per il momento ci fermiamo qua, perché la prima cosa che dobbiamo capire è che cos'è la fede. Qual è la definizione di fede? Come spieghereste a qualcuno che magari non frequenta le nostre chiese fede? Sentiamo tanto parlare, abbi fede, abbi fiducia in Dio. Abbiamo parlato di un Dio che, nonostante non riusciamo a vedere quello che sta facendo nella nostra vita, non riusciamo a riconoscere, noi comunque abbiamo fede che Lui c'è, che Lui sta agendo. E allora la fede è l'atto di credere, di avere fiducia in qualcosa o qualcuno. E non lasciatevi sviare, la fede non è un qualcosa che esiste solo e esclusivamente dentro la Chiesa, perché il momento in cui ad esempio andate al supermercato e prendete una lattina di fagioli e ve la portate a casa, la comprate, voi avete fede, voi avete fiducia, voi credete che quello che c'è scritto fuori da questa confezione rispecchia quello che c'è dentro. Io arriverò a casa, io aprirò questa lattina di fagioli e dentro ci troverò dei fagioli. Questo, se vogliamo, è un atto di fede. Nella Bibbia c'è una definizione completa in Ebrei, capitolo 11, versetto 1, molto molto poetica, in cui sta scritto: or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Così bello, è certezza. La fede non è un qualcosa che oggi ne ho un pochino, domani ne ho di più, l'altro ieri ne avevo ancora di più. No, la fede c'è. 1 o 0, è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono. Questo termine, questa dimostrazione lo rincontreremo più avanti, vi chiedo di tenerlo bene stretto a mente. E nel Nuovo Testamento, non possiamo naturalmente guardare tutta la Bibbia, ma nel Nuovo Testamento, a partire sin dai Vangeli, viene spesso nominata la fede, in particolar modo da Gesù. Gesù utilizza quasi sempre durante tutti e 4 i Vangeli i momenti di guarigione, i momenti dei suoi miracoli di cura per poter parlare di peccato. Come peccato? Non stavamo parlando di fede? Eppure Gesù ogni volta che si parla di una guarigione fisica aggiunge sempre una guarigione spirituale. Ed è molto interessante perché mi viene in mente in particolare l'episodio del paralitico, no? Viene preso questo paralitico da parte dei suoi amici, non trovano modo di arrivare a Gesù, cavano un buco nel tetto per far calare questo paralitico fino ai piedi di Gesù dicendo: Signore, salvalo. E Gesù lì per lì lo salva, gli perdona i peccati. I farisei sono stupiti, no, cosa vuol dire? E Gesù gli risponde: che cosa è più facile? Dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Entrambe queste cose erano una dimostrazione della deità di Dio. Dio, Gesù, poteva farlo perché lui era Dio, lui aveva l'autorità sia di dire a quell'uomo: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, ma aveva anche l'autorità di perdonare i suoi peccati, come ha fatto per entrambi. E ogni volta ritroviamo questa formula: va, la tua fede ti ha salvato. In particolare sempre con l'episodio degli amici e paralitico è molto interessante perché la Bibbia ci dice che la fede dei suoi amici l'hanno salvato. Poi mille altri episodi, l'episodio del centurione, l'episodio della donna con il flusso di sangue, l'episodio di un'altra donna che aveva perso la figlia. Va perché la tua fede ti ha salvato. Compare tantissime volte nei Vangeli. Continuando lungo il Nuovo Testamento troviamo la lettera di Romani. I Romani la tiro in ballo e ci fermeremo molto a lungo perché è un'importantissima lettera dal carattere teologico, è un vero e proprio trattato di teologia. Alcuni studiosi dicono che se noi perdessimo tutta la Bibbia, tutto il Nuovo Testamento, ma ci rimanesse solamente Romani, riusciremo a ricostruire il 90% della nostra fede, per dirvi quanto è importante e quanto Paolo ci ha messo
per poter elencare davvero tutti i punti più importanti della nostra teologia. Perciò, leggendo proprio dal capitolo 1, i versetti dal 16 al 17, troviamo dei versetti famosissimi, forse li avete già letti nella vostra vita da credente, che è Romani 1, versetto 16-17, in cui sta scritto: infatti non mi vergogno del Vangelo, poiché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. La salvezza di chiunque crede. Qui Paolo comincia a studiare questo tema della salvezza, una salvezza che avviene solo attraverso la fede, solo per chi crede. Più avanti lo ripete in modo chiaro e conciso in Romani capitolo 3, in cui sta scritto: poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. L'uomo è reso giusto dalla fede che ripone in Dio. Questa giustificazione avviene solo attraverso la fede, senza le opere. E più avanti ancora, sempre in Romani, il capitolo successivo, sta scritto: infatti, che dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera, ma crede, in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Abramo è considerato giusto non per quello che ha fatto, non per dove è nato, non perché ha seguito quello che il Signore gli ha detto, ma è considerato giusto perché ha creduto. Ricordiamoci, Abramo, uomo come noi, peccatore, ingiusto davanti alla legge solenne di Dio, ma Abramo è considerato giusto per la sua fede, ed è solo attraverso la sua fede che ha ottenuto questa giustificazione che avviene da parte di Dio, e questo avviene solo per merito di Dio. A un lavoratore che riceve il suo salario non lo riceve per grazia. Un lavoratore che riceve il suo salario è una cosa giusta, gli è dovuta questa cosa. Così dunque Dio terrà in considerazione quello che abbiamo fatto nell'ora del suo giudizio, che può essere la nostra morte, che può essere nel giudizio universale, ma arriverà un momento in cui saremo davanti a Dio, giudice, giusto, che ci dirà: bene, tu hai fatto questo, 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 e io adesso ti giudicherò per quello che hai fatto, perché il lavoratore è degno del suo salario, in tutti i sensi, anche nel senso negativo. Invece, quando portiamo avanti il testo, qualcuno che è creduto è giustificato dalla sua fede. Voglio sottolineare come il non operare e il credere siano messi uno attaccato all'altro. Non operare e credere sono messi insieme, ok? È molto molto importante. Abramo non si è guadagnato la sua giustificazione, non se l'è meritata, non l'ha in qualche modo ricevuta perché lui era speciale. No, Abramo l'ha ricevuta solo perché aveva fede. Continuando avanti nei prossimi 2 versetti, viene ribattuto: così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, la giustificazione senza opere, dicendo: beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Sempre continuando in Romani, nel capitolo 11, troviamo: ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Se siamo salvati dalla grazia di Dio, questo non può dipendere dalle mie opere. Se le mie opere in qualche modo servissero a ricevere la grazia, questa non sarebbe grazia. La parola in particolare in latino, dal quale deriva la parola gratis. Se qualcuno mi dice: dammi 2 centesimi e io ti darò questa cosa gratis, non è gratis. In un modo o nell'altro tu vuoi che io ti paghi questi 2 centesimi, questa cosa costa. Quindi la grazia, per definizione, per quello che è effettivamente la grazia, deve essere per forza gratuita, deve essere per forza senza un prezzo attaccato. Nella lettera ai Galati, Paolo continua ad esplorare il tema della grazia, delle fede e delle opere. Ed è molto interessante perché la lettera ai Galati è l'unica lettera paolina
che non inizia dicendo qualcosa di positivo. Noterete che in tutte le lettere paoline inizia con un saluto iniziale, qualche piccolo pezzettino, dipendendo dalla chiesa, anche un bel pezzettone dicendo sono molto felice perché voi state facendo questo di positivo, però adesso bisogna sistemare questo. Nelle lettere ai Galati Paolo inizia con un saluto bellissimo, molto poetico, dichiarando la sua fede e poi continua. Caspita, ma ci avete messo così poco a rivolgervi a un altro Vangelo. È imbarazzante, non dice effettivamente così, ve lo sto un attimino infiorettando, ma Paolo in poche parole dice ai Galati, signori, è imbarazzante quanto poco tempo ci è voluto prima che voi vi giraste da un'altra parte, prima che voi andaste da un'altra parte per cercare un messaggio che io vi ho già portato, il messaggio della grazia, il messaggio del Vangelo. E in questa lettera viene messo in chiaro che in questa città si era instaurata una pericolosa eresia. L'eresia del, la voglio chiamare così, Gesù più. Oppure se preferite in inglese, che fa molto fashion oggigiorno, il Jesus Plus, che sembra tanto un evento di qualche mega church. Non so, suona un po' accattivante. Però cos'è l'eresia del Jesus Plus? È l'eresia nel credere che per la salvezza, per arrivare a Gesù, serve Gesù più qualcosa. Serve Gesù più opere. In particolare nella lettera ai Galati troveremo Gesù, che loro credevano che servisse Gesù più circoncisione, oppure alcuni altri credevano Gesù più feste giudaiche. Non ti bastava solamente Gesù. E questo è gravissimo, gravissimo. In Galati capitolo 2 versetto 16 sta scritto: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto, e voglio sottolineare, per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Questo Gesù più, serve Gesù e anche qualcos'altro, è eresia, è gravissimo, non può esistere all'interno delle nostre chiese, è un altro Vangelo. Paolo addirittura utilizzerà il termine che sia considerato anatema, maledizione, qualcosa di gravissimo, soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù che l'uomo viene giustificato. Di nuovo un'altra carta, un'altra lettera paolina, troviamo Efesini capitolo 2 versetto 8 versetto 9, che per chi ha frequentato la scuola domenicale sono sicuro, o perlomeno spero, che si ricordi a memoria, in cui sta scritto: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Questo è uno dei testi più famosi per quello che è la sola fide, solo attraverso la fede. In particolare questo testo mi permette di aprire una piccola parentesi per chi è più puntiglioso, per chi vuole fare il precisino. Tecnicamente non è esattamente fede come la chiamiamo noi, non è proprio questo termine in italiano che salva, ma è la grazia che ci arriva attraverso la fede per il quale siamo giustificati. E in più da questo testo possiamo vedere che questa fede non è che ce la meritiamo, non è che ce la guadagniamo, non deriva dal nostro sforzo, ma persino la fede ci viene regalata, ci viene data a noi da parte di Dio, che ci ha predestinati a questa fede. Ora, questa è stata una scarrellata di termini teologici, ciascuno di questi avrebbe bisogno di un'ora di spiegazione, ma io ve lo lascio là per chi è curioso, poi naturalmente può ricercare, perché di nuovo stiamo parlando di uno dei principi fondanti della nostra fede. Perché senza questa colonna portante dell'è solo attraverso la nostra fede crolla, e noi siamo qualcosa di sbagliato. Noi non stiamo effettivamente seguendo quello che è il Vangelo di Cristo. E voglio chiudere questa lunga scarrellata di versetti con Filippesi capitolo 3 versetto 9, bellissima lettera di Paolo, in cui sta scritto: e di essere trovato in lui, inteso Cristo, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ricordiamo la legge inteso come le opere della legge,
tutta la Torah che gli ebrei dovevano continuamente rispettare ogni giorno della loro vita, ma con quella che si ha, quella giustificazione, quella giustizia che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ora, dopo questi versetti, non abbiamo ancora contato il Vecchio Testamento, abbiamo solo contato il Nuovo e ho soltanto preso una piccola parte per farvi capire la vastità di questa teologia. Non stiamo parlando di un puntino sulla I di quello che è la nostra teologia, no, stiamo parlando di qualcosa di fondamentale che viene ripetuto, ribattuto, ritoccato, ancora. Se mi fermassi qui, qualcuno potrebbe, qualche malintenzionato magari, potrebbe puntarmi il dito e dire: ah, tu hai dimenticato la lettera di Giacomo, tu hai dimenticato Giacomo capitolo 2, ti ho fregato, tu non sai niente, tu non leggi la tua Bibbia, perché Giacomo capitolo 2 smonta tutto questo. Infatti noi fino adesso effettivamente non abbiamo letto Giacomo capitolo 2, l'ho fatto apposta perché è un punto complesso, voglio dire, per il fatto che sembra in contraddizione con tutto quello che abbiamo letto fino adesso. Per darvi un'idea, Lutero, nel momento in cui ha tradotto la Bibbia in tedesco, che tra parentesi, signori, prima di Lutero, prima della riforma protestante, tu eri cristiano perché andavi in chiesa, sentivi il prete che diceva qualcosa in latino, che naturalmente non potevi capire, e tornavi a casa. Questo ti rendeva cristiano. La riforma protestante ha portato le Bibbie a casa. Lutero, sapete quando ha preso in mano la sua prima Bibbia? A quasi 30 anni. Quando era monaco in una biblioteca, per sbaglio, non è neanche andato via in cerca. Perciò Lutero, in questo lavoro di traduzione e di ridefinizione di quello che è il canone biblico, si ritrova davanti Giacomo. E persino lui si trova in difficoltà sul come spiegare, come concordare queste cose, perché molti compiono questo errore, possiamo dire, che hai Paolo, hai Giacomo, e alcuni scelgono di prendere Giacomo, dimenticando Paolo, quindi dando priorità a Giacomo e prendendo le parole di Paolo e cercando di storpiarle. Alcuni prendono Paolo, dimenticando di Giacomo, cercando di storpiare le sue parole, cercando di dimenticarle, cercando di far finta che non esistano. Però questa non è la Bibbia, non è che perché un versetto, un passaggio è particolarmente arduo, è particolarmente difficile, vuol dire che ce lo dimentichiamo e lo tralasciamo. Perciò, se mi state seguendo con la vostra Bibbia, spero, cartacea, leggiamo Giacomo, capitolo 2, i versetti dal 14, che abbiamo già letto, fino al 20. Poi concluderemo con gli ultimi 6 versetti. Qui sta scritto: a che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello e una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie per il corpo, a cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere è per se stessa morta. Tremendo questo versetto. Se la fede non ha opere è per se stessa morta. Continuando, anzi, uno piuttosto dirà: tu hai fede, io ho le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Anche i demoni. Insensato! Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Fede senza opere non ha valore, è una fede morta. Sono parole durissime. Abbiamo visto durante questi ultimi studi, no? Giacomo scrive una lettera piena di insegnamenti pratici, offre delle immagini allucinanti, delle immagini davvero affilate che arrivano dritte al punto, in un linguaggio forte e semplice. Qui Giacomo risponde a una domanda, perlomeno si domanda e poi si risponde. Come posso identificare la fede? Come posso distinguere quello che è la vera fede
e quello che è la falsa fede. Nessuno di noi ha, che ne so, gli cambia il colore dei capelli dipendendo da quanta fede ha, non è un qualcosa che possiamo misurare attraverso un esame del sangue. Com'è che noi possiamo verificare la nostra fede? Davvero separare quello che è fede da quello che non è. Come posso vederla? Nel versetto 14, per l'appunto, è chiave quella singola parolina. Se uno dice. Giacomo è preoccupato con la dichiarazione della persona. Se quella persona dice che ha fede, quella fede è salvifica, è una fede che, come abbiamo letto fino adesso, genera in qualche modo salvezza o ti permette di accedere alla salvezza o ti giustifica davanti a Dio? Fede morta. La fede morta non è semplicemente non è fede, è una fede falsa, bugiarda, non esiste davvero. È una fede che esiste solo nelle labbra, non è autentica o viva. Nel versetto 15 troviamo cosa? Pietà? Sì, per carità, è una pietà senza misericordia. Qualcuno che arriva, qualcuno che osserva, riconosce qualcosa, vede la persona in difficoltà, ma non fa niente a riguardo. Di nuovo, persino i demoni, Satana vede quello che è Dio, riconosce che lui è Dio, riconosce che lui è l'unico Dio e trema, lo può anche dire ad alta voce perché è un dato di fatto. Nel versetto 18, di nuovo, se qualcuno dice che ha fede ma non ha opere per dimostrarlo, quella fede di cui ho appena detto è morta. È morta. Giacomo vuole colpire a fondo quelle persone che credevano in quella eresia che le opere sono un dono, sai, e quel fratello che si opera, ok, molto bene, lui ha il dono delle opere, io sono uno che si ferma solo alla fede perché Dio mi ha dato il dono della fede. No, non esiste, non esistono cristiani che sono fedeli, altri cristiani che sono operosi, bensì le opere sono un frutto della vera fede. E qui ci sta la chiave che ci permette di coniugare Paolo e Giacomo, perché Paolo arriva ed effettivamente dice: come troviamo la salvezza? Cos'è la salvezza? Come posso ottenere la salvezza? Quali sono i sintomi, i dettagli, le apparenze di una vera salvezza? E ci risponde, come ci ha risposto fino adesso, la fede. La soluzione è la fede, attraverso la fede, se tu hai fede. Invece Giacomo si occupa di un'altra domanda, completamente. Paolo dice: com'è che noi possiamo provare questa fede? Com'è che noi possiamo vedere questa fede, toccare questa fede? Com'è che possiamo separare, giudicare? Perché ricordatevi, nelle nostre chiese si batte tanto sul non giudicare, sul questo e quello, però siamo chiamati a giudicare nel senso di separare quel che è giusto da quello che è sbagliato. E quindi come posso io separare quella che è la vera fede, la fede viva, dalla fede morta, da quello che effettivamente non è fede, non è degna di essere chiamata fede? E Giacomo ci risponde: guarda le opere, guarda i frutti. Paolo parla di una vera fede, mentre Giacomo parla di una fede morta. Quali sono i sintomi di una fede morta? L'assenza di opere. Una volta che sei salvato, sei trasformato. La fede genera opere e diventa carità, amore, santificazione, diventano tutti frutti della vera fede. Vengono qui, davanti a una cosa del genere, in mente le parole che anche lì tremende, potrei addirittura dire terrificanti, di Gesù, quando in Matteo capitolo 7 ci dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Terribile, è qualcosa che fa gelare il sangue. Perché la domanda arriva: qual è il tipo di fede che salva? Le opere sono contenute nella vera fede. Non è un fede più opere, non è una semplice equazione,
ma è la fede, la vera fede, che salva. E cos'è la vera fede? È una fede che porta frutti, è una fede che opera, che fa buone opere. Giacomo non sta criticando Paolo, non lo sta rinnegando e neanche Paolo sta facendo lo stesso. Giacomo sta complementando Paolo. La vita è prova della fede interiore e le opere sono il test della fede. Nel contesto in cui dice nessuno sarà salvo solo per fede, si parla di una fede isolata, perché questa fede senza opere è una fede che non salva, è una fede per l'appunto morta. E vi dirò di più, Paolo riecheggia questa tematica, di nuovo tira fuori, lo possiamo trovare in Efesini, se leggiamo il versetto dopo ai due che vi ho portato prima, e in Tito. Infatti in Efesini 2, il versetto 10, ci dice, infatti siamo opera sua, essendo state create in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Poi in Tito, certa è questa affermazione e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano in cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Notate che cambia anche il linguaggio di Paolo. Fino a prima stava parlando delle opere della legge, quelle opere che cercavano in qualche modo di guadagnarsi il favore davanti a Dio. Quelle opere che non hanno più senso, perché dal momento che è venuto Gesù non siamo più sotto la legge. Mentre qua lui parla di opere buone. Cosa sono le opere buone? Sono le opere generate dalla fede. Può sembrare un cliché, ma se riuscite a segnarvelo, se riuscite a portare a casa, ok, una singola frase di quello che vi ho detto stasera, solamente la fede ti salva, ma la fede che salva non è mai da sola. Concludendo con i versetti dal 21 al 26, Giacomo utilizza due esempi molto forti per un ex ebreo, come erano i cristiani, neocristiani, a cui si stava riferendo in particolare nella sua lettera. Infatti sta scritto, Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice, molto interessante perché sta prendendo lo stesso identico testo di Paolo, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rahab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Un corpo senza spirito, una persona senza spirito, è un cadavere. La chiamereste ancora una persona? Sì, tecnicamente, forse. Così una fede senza opere è morta. Non è più effettivamente una fede vera, una fede salvifica. Per un cristiano l'obbedienza, il portare frutto, è la naturale conseguenza della sua salvezza, la naturale conseguenza per le sue opere. Ricordate il versetto che vi ho citato all'inizio di Ebrei 11, no? Quello in cui ci dice che la fede è dimostrazione di realtà che non si vedono? Ebbene, viene chiarito un pochino meglio utilizzando appunto questi esempi, più avanti nel versetto 17, nel versetto 31, in cui sta scritto, per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Più avanti, per fede Rahab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Abramo e Rahab, nel momento in cui hanno creduto e nel momento che hanno avuto fede, questa fiducia sul fatto che esiste un Dio unico, vero, sul quale io voglio fare affidamento, loro sono stati giustificati e salvati davanti a Dio. Poi, quando questa fede ha prodotto
dei risultati, ha avuto delle implicazioni pratiche nella loro vita e si sono comportati di conseguenza alla loro fede, loro hanno dimostrato che quella era una fede viva e autentica. Perciò, di nuovo, una fede vera, una fede che salva, una fede che ci porta ad essere giustificati attraverso la grazia, completamente gratuito, però è una fede perché per essere viva deve generare opere, deve in qualche modo fruttificare, non può essere morta, non può essere da sola, abbandonata, pensando che, bene, io ho accettato Cristo nel mio cuore, adesso arrivederci, ci vediamo un giorno in paradiso, io non entro più in chiesa. È questa forse la fede? Se uno di voi in particolare, parlando di giovani coppie, no? Un marito magari dice alla moglie, ah sì, io ti amo, ma poi nel suo comportamento non ha nulla che dimostra questo amore, è davvero amore? Lo dice, lo professa con le labbra? Sì, ma è davvero amore? Durante la preparazione di questa predica ho trovato questo puritano che in qualche modo ha riassunto molto bene il focus di Giacomo, che in qualche modo spiega molto bene cosa serve uno e cosa serve l'altro. E dice, per la giustizia della fede siamo liberati dal peccato. Punto. Hai fede, sei liberato. Sei giustificato, sei salvato. Punto. Poi, la giustizia delle opere che ci libera dall'ipocrisia, che ci libera dal dire una cosa e farne un'altra. E attraverso le nostre opere, attraverso il nostro sudore, attraverso la nostra obbedienza come cristiani, che noi possiamo liberarci dall'ipocrisia, possiamo liberarci da quel vecchio uomo che diciamo che abbiamo lasciato, che abbiamo affogato quel giorno nelle acque battesimali. Anche Giovanni, prima Giovanni, un testo molto, molto famoso, che utilizzo appunto per chiudere completamente, ci dice, da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo. La verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola, in cui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Se vuoi apparire come un cane, avrai bisogno di zampe come un cane, dovrai abbaiare come un cane, dovrai scodinzolare come un cane. Non c'è nessun altro modo. Se tu vuoi essere un cristiano, devi apparire cristiano. Se la tua fede ti ha rinnovato, ti ha salvato, ti ha trasformato, di conseguenza, per forza di cose, ci saranno delle opere, ci saranno dei frutti, ci sarà una qualche conseguenza viva, efficace, visiva che io posso effettivamente guardare nella tua vita e poter dire sì, questa persona è davvero un cristiano. Perché è cambiato così, perché ha fatto quest'opera, perché è impegnato in atti, per esempio, di carità. Giacomo, sempre tirandolo fuori in capitolo 1, ci dice alla fine del primo capitolo cos'è la religione? Aiutare gli orfani e le vedove. Giacomo è un uomo pratico e appunto perché è un uomo pratico utilizza parole così forti contro magari quegli ebrei che hanno detto beh, io sono libero dalla legge, non devo più seguire la Torah, non devo più seguire quei 1000 comandamenti e quindi adesso io posso vivere come un pagano, io posso vivere come voglio perché tanto la mia fede mi ha salvato. E Paolo gli dice no, perché in quel caso la tua fede è morta. E una fede morta è una fede che non salva. E in questo momento di preghiera in cui adesso vi voglio condurre per poi passare la parola al nostro gruppo di lode che nel frattempo invito già qua davanti a delle affermazioni così pesanti. Spero abbiate potuto capire perché ho iniziato il messaggio dicendo che ero un po' terrificato, no? da portare avanti un messaggio del genere, perché immediatamente io leggo queste cose, mi guardo allo specchio e dico dove sono le mie di opere? La mia fede ha fatto un qualcosa?
Se io oggi incontrassi un medio, un universo parallelo che non è cristiano, ci sarebbe qualche differenza? Le persone che magari non sono neanche nelle nostre chiese, guardandomi, vedono un cristiano, vedono le opere che dimostrano, ok, in lui c'è fede, che ricordo, la fede è 1-0. Gesù ha utilizzato il famoso, guarda, se avete la fede quanto un granello di senape, minuscola, potete fare cose incredibili, potete spostare monti. La fede è qualcosa che hai, non hai. E una volta che hai, la domanda è, quella fede è viva o è morta? È una fede che porta salvezza? È una fede che ti trasforma? O è una fede che non serve a niente, che è semplicemente un parastipiti, che è uno spaventapasseri? Perciò in questo momento di preghiera vi lascerò un attimino qualche secondo per poi concludere con una preghiera finale. Vorrei davvero che ci prendessimo qualche secondo per poter arrivare davanti al Signore e poter guardare dentro noi stessi, giudicarci, determinare dentro noi stessi la mia fede è viva o è una fede morta. Perciò riuniamoci in preghiera. Padre, in questo momento noi siamo qui raccolti con i nostri cuori in mano perché riconosciamo che tu sei grande, che tu sei potente, che tu sei l'unico. Sei il nostro Signore, sei il nostro Salvatore. Noi questo lo vogliamo urlare dalle nostre labbra, con i nostri canti, con la nostra lode, con la nostra lingua. Padre, in questo momento noi ti vogliamo chiedere perdono se nelle nostre vite oggi tu che ci illumini ci puoi mostrare effettivamente momenti in cui non abbiamo operato, in cui non abbiamo prodotto i frutti necessari per essere definiti tuoi figli. Chiamo, Padre, che tu possa, sempre attraverso quella grazia che tu ci hai donato, che tu possa giustificare questi peccati, Padre, che tu possa guardarci come uomini giusti davanti a te, anche se peccatori. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire le nostre vite, che tu possa benedire il nostro agire in modo tale che possiamo uscire da qui trasformati. Per chi ne avesse bisogno, che possa ravvedersi, che possa cambiare totalmente le loro vite. E per i fedeli a te, Padre, che operano, che hanno questa fede viva, io ti chiedo, Padre, che tu possa continuare a benedirli, a proteggerli, che tu possa donargli le forze necessarie, in modo tale che anche quando sono stanchi, anche quando sono afflitti, anche quando sembrano persi, che possano trovare, Padre, il modo di avvicinarsi di nuovo a te, di ascoltarti, di seguirti, di fidarsi ciecamente di nuovo a te. Abbiamo cantato che tu, anche se non lo vediamo, stai sempre operando, e noi crediamo in questo, Padre. Noi abbiamo questa fede, vogliamo sia viva attraverso le nostre opere, che tu stai operando, che tu stai lavorando, che tu ti occupi sempre di noi, e noi vogliamo professare questo con le nostre labbra, la nostra lingua, ma soprattutto con la nostra vita. Perciò, Padre, noi tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Chiamo tutta la Chiesa a alzatevi in piedi, così possiamo cantare ancora per il nostro Signore. Amen. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, ad
adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, tu sei qui, ti muovi fra di noi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi. Adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, ogni promessa, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, ogni promessa, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, toccando ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita. Adoro te, miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei sicuro. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei sicuro. Questo sei sicuro. Questo sei sicuro, questo sei sicuro, questo sei sicuro. Ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai. Non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi. Cantiamo ancora. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi ancora. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi, cantiamo ancora. Tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi. Anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi.
promessa. Luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promessa. Luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Grazie Signore. Sono i momenti degli avvisi che non so chi è. Buonasera di nuovo Chiesa. E come primo avviso avevo domani noi Chiesa abbiamo organizzato a Gamove di andare scusatemi un attimo domani dovremmo andare a una giornata al lago di Santa Croce per un picnic e per fare giochi e per stare anche in comunione tra di noi. E si partirà dalla chiesa alle 10 e per informazioni parlate con Junior che si trova lì in fondo, quel ragazzo là. E c'è un altro avviso: il 2 giugno al Piave si farà un battesimo di una coppia e vorrei invitare il Pastor Caio per maggiori informazioni. Sì? Vuoi venire? Per maggiori informazioni adesso. Tranquillo. No, c'è una coppia che loro stanno partendo, ritornando in definitivo in Brasile, e loro sono convertiti qua e hanno chiesto di essere battezzati. Loro partono già questo mese, così faremo battesimo il 2 giugno, che è un giorno festivo, lunedì prossimo, faremo ali sul Piave ao pomeriggio. Eu já ho visto che il gruppo là di Valdo Bianchi stanno preparando qualcosa da mangiare, caffè, torte e tante cose, così se volete venire, dalle 14h30 siamo lì sul Piave e faremo i battesimi lì, e l'acqua sarà freddissima, sarà così ottimo, ok? Per tutti voi. Ma il battesimo dopo sarà a luglio, ok? Tutti là. Ok. E un altro avviso, ci sarà un pigiama party per le ragazze adolescenti, quindi il luogo si terrà a casa di Marzia, quella ragazza là. E la data è ancora da definire, più o meno dal 21 al 28 giugno, una di queste date. Le ragazze dovranno uscire dopo il culto e sarà un momento di comunione comunque per stare assieme a casa sempre di Marzia, e il tema sarebbe la modestia, giusto? Dovrà essere modestia, e chi parteciperà avrà anche qualche regalino, chissà, non si sa cosa sarà. E infine, oggi per i piccoli gruppi, per gli adolescenti e le giovani femmine, ci sarà la Marzia, sempre lei, e per gli adolescenti maschi e i giovani maschi, Miguel, lì dietro. Ok, grazie a tutti e ultima canzone? Yes, l'ultima canzone. Ultima canzone. Invito la Chiesa a lodare con noi l'ultima canzone, che lo facciamo con gioia per finire questo culto con il nostro migliore per il Signore. Amen. Tu sei santo, Sei
degno, degno di lode. Ti seguirò, ti ascolterò e per sempre ti amerò. E io canterò, e io loderò il grande Re, l'onnipotente. Io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti a Re. E io canterò, e io loderò il grande Re, l'onnipotente. Io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti a Re. Principe di pace, ogni dì vivrò per me. Oh, Siamo pieni. Questo è il tempo per adorare. Vieni, segna, vieni, vieni, così come stai davanti a e ginocchia si piegherà a colui che chiederà il tesoro più grande avrà. ogni lingua. Ogni lingua confesserà e ginocchia si piegherà a colui che Dio crederà il tesoro più grande avrà. Termino il tempo. In ogni tempo ti loderò, in ogni tempo ti adorerò, In ogni tempo cantiamo. in ogni tempo ti loderò, in ogni tempo ti adorerò. Io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Amen. Dio vi benedica. Ci vediamo sopra. E sono totalmente dipendente